qui a Fuori Onda. Dicevo, come vi abbiamo detto sin dalla prima puntata, vogliamo dar modo ai nuovi talenti di emergere nel campo artistico. A questo proposito ci ha scritto una mail una ragazza, si chiama Maria Immacolata Zuddas ed è una ballerina di danza classica. Ci scrive: il mio sogno è sempre stato... State già ridendo qua, perché? Allora, il mio sogno è sempre stato quello di entrare alla Scala, ma non mi hanno presa, non so perché, dice. Poi... il pubblico qui sta già vedendo qualcosa che non... Allora, prosegue la mail, scusate, è una mail molto accorata perché lei ci tiene insomma a farsi sapere queste cose. Dice che ha vinto la selezione di Amici di Maria De Filippi, ma anche lì dice non mi hanno preso per via delle caviglie, perché... Dice, non mi hanno preso perché per colpa della Celentano non mi hanno presa, perché quella lì è fissata con le caviglie e non vuole far emergere i nuovi talenti. Noi invece le vogliamo dare questa opportunità ed è per questo motivo che facciamo entrare con un bel applauso Maria Immacolata Zuddas. Allora, oddio, scusate, allora, si fermi un attimo qua, al centro qua, perché insomma... io non riesco a fermare. Allora, stavamo leggendo la sua mail. Sì. Allora, forse capiamo già un po' di cose. Io innanzitutto capisco perché il pubblico era un po' così, insomma. Cosa? Mi dica. Sì, no. Allora, stavamo dicendo, come mai non l'hanno presa alla Scala? Alla Scala? Sì. Ho bussato, hanno aperto, mi hanno gastiato, mi ci hanno scuccato, devi usare. Allora, devo decifrare per... Allora, lei ha bussato, l'hanno aperta, però l'hanno buttata giù dalle scale praticamente, sta dicendo. Poi ha partecipato alla selezione di Amici, giusto? Sì, ok, sì. Perfetto. L'hanno presa, se non sbaglio, all'inizio. Mi hanno preso e poi mi hanno fatto ballare per quella Celentano, mi ha fatto fare tutta la doppia debraiata, non so come cosa. Sì. E poi ha detto, no, le caviglie non vanno bene, squartarara. Sa perché cosa deve essere? Guarda, per questo pelo che c'ho incarnito qua, lo vede che si fanno le zude? Zude, lo vede? No. Lo vede che anche lui non lo vede? È sull'ampara e bio, sta disgraziata. Della ciccati a racciallo su. Scusi, cosa sono le zude? Il bello sardo non comprende manco su sardo. No, perché so. Le zude. Allora, c'ha presente quando sente una bella canzone o c'ha freddo, sì. Che indiarza tutto su via, si dice se ho rotto a sudao. Ho capito. Ma scusi, ma per la danza lei ha studiato in qualche scuola? No, sono, come si dice, autodidatta. Ah, ok, perfetto. Cioè io sin da piccolina ballavo, cioè imitavo le galline nel pollaio e i passettini, no? Mica c'hanno un portamento. È vero. C'hanno una grazia. Sì, guardi, devo dire che questa grazia lei veramente l'ha presa tutta, Ci vuole fare un balletto? Allora, a me mi piace molto Giselle Lago di Cini, La morte del cigno. Mi piace troppo. Ah, sì, ok. Però scusate, io non vorrei dire, però è un pezzo molto impegnativo. Ma lo so ballare bene. Lo so, però il ballerino ce l'avete? Ballerino no. Non è che avete quello famoso, quello Roberto Bolle? No, Roberto. Mi piace anche. Che buono. No, quello mi sa proprio di no. Però c'era un provinando per la danza classica lì, credo, là in fondo. Scusate, è già andato via colui che stava provando? No, forse c'è ancora. Ah, è da questa parte? Ah, ok, mi dicono che forse c'è. Un attimo, allora facciamolo entrare allora, per cortesia. Eccolo qua. Allora, sì, abbiamo con noi, presentiamoci agli amici di Videolina. Sono Joaquin Pireddu. Ma facci rua, affacci. Ho 19 anni. Beh, no, dai. 29. No, dai. 39. Oh, e si darà a campare. Ma dica lì con roba di resi bogai, gusto? Cosa ridare, no? Senta, allora Joaquin, lei conosce Giselle? Ma chi? Questa qua?
No, È un no. nome che non gli si addice per niente. Il balletto, gravo. Io affrettavo anche in cortese, affrettavo. Uguali, ci ti scrappita attacco da mancanta. Ah, il balletto, è certo che lo conosco, ma devo ballare con questa qua? Sì, dovete ballare insieme, anzi facciamo una cosa, mettetevi in posizione, io mi Ma sposto io da questa pensavo parte. che dovessi ballare con Giulia, con Francesca. Sì, No, perché no, dimmi già no. sono nervoso là. Allora, dovete ballare insieme, ok? Con questo qua? Con questo qua, sì, con Gioacchino, giusto? Gioacchino. Con Gioacchino, ok, mettetevi da questa parte. Allora, facciamo una cosa, mettetevi in posizione qua perfettamente, ok? Allora, facciamo partire la musica, così potremo ammirare tutti la vostra bravura. Un bel applauso a Maria Immacolata Zuddas. Mica la travolgiamo, Sì. E Gioacchino Pireddu, attenzione perché è importante, perché eseguiranno il balletto Il Lago dei Cigni. Il Lago dei Cigni di Giselle, ovvero La morte del cigno. Un applauso. È la morte del cigno, grazie. Grazie, grazie.